Buongiorno a tutti, porto i saluti dell'amministrazione comunale a tutti i presenti, alle autorità civili, militari e religiose. Porto i saluti soprattutto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci, che purtroppo rammaricato non può essere presente con noi. La comunicazione verbale è importante, le parole diventano spesso delle armi letali nella positività o nella negatività. Il messaggio corporeo è ancora più incisivo e noi oggi con la nostra presenza vorremmo proprio portare questo messaggio attraverso la nostra presenza, che diventa incisivo perché le parole dette fino ad oggi in quest'ultimo anno sono state più leggere. Quando tutti i sindaci del nostro territorio decidono di ritrovarsi insieme per dare un messaggio comune, è perché siamo di fronte a una eccezionalità, di fronte a un fatto molto grave. È successo il 12 marzo, quando ci siamo ritrovati a Portogruaro per una marcia a favore della pace e per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. Succede qui oggi, al casello autostradale di Portogruaro, non per dire di no a una guerra, ma per un motivo ugualmente grave che sta provocando morti e sofferenza nelle nostre famiglie. Assistiamo ormai impotenti ad uno stillicidio molto spesso tragici, di incidenti tragici, e non possiamo esimerci dal far sentire la nostra voce, e proprio con la nostra voce chiara e forte vogliamo dire che non è più possibile assistere ad incidenti ormai quotidiani sull'autostrada A4. I lavori della terza corsia, necessari ed attesi, non possono essere motivo di continui lutti. Viviamo in un periodo in cui la tecnologia e l'alto grado di specializzazione professionale raggiunto nell'esecuzione delle opere pubbliche consente di mettere in campo ed utilizzare moltissimi strumenti atti a svolgere qualsiasi tipo di attività in massima sicurezza. Ed è esattamente questo che noi sindaci chiediamo, rivolgendoci alle istituzioni, agli enti e alle aziende che hanno competenza e responsabilità sui lavori di realizzazione di questa terza corsia. Noi vorremmo non domani, ma dopodomani sì, la fine dei lavori. Da domani vorremmo che fossero utilizzati tutti i sistemi a disposizione per rendere più sicura l'attuale viabilità sull'A4 e che fossero presi tutti i provvedimenti necessari per accelerare la conclusione dei lavori. Questo è quello che noi sindaci, tutti noi, stiamo chiedendo e che chiederemo in tutte le sedi competenti e alle istituzioni, ivi compreso al Presidente della Repubblica, al quale già ci siamo rivolti. Siamo tutti sindaci molto operativi e molto vicini alle nostre comunità e non ci fermeremo a manifestazioni formali di facciata, ma faremo altresì tutti i passi necessari, come stiamo facendo da più di un anno, per ottenere quelle inderogabili attenzioni che consentano di porre fine a questa situazione che non è per noi sostenibile. A tal proposito desidero informarvi che venerdì, proprio ieri, abbiamo contattato la segreteria del Presidente dopo ripetute interlocuzioni, che ci ha informato che la richiesta di incontro che a nome della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale ho inviato giovedì 20 ottobre è all'attenzione della Presidenza. Andremo nella capitale per chiedere alla massima autorità dello Stato, che sappiamo essere molto sensibile alla necessità delle persone e alla soluzione dei loro problemi, di prendersi a cuore il problema della A4. C'è la presenza della Regione Veneto, c'è la presenza della Regione Friuli Venezia Giulia nella prossima società, nella società Newco, e questo
ci fa ben sperare sugli esiti positivi degli obiettivi che tutti noi ci siamo dati in questa giornata. San Donà, Noventa, Portoruaro, tutti e 22 i comuni gridano ad alta voce che c'è bisogno di stoppare questa situazione e questo stillicidio. Grazie. Se vuole una parola il consigliere regionale Fabiano Barbisan per la regione Veneto. Sì, grazie Sindaco, un ringraziamento di cuore a tutte le autorità presenti, ai sindaci, il problema è sentito, alle autorità civili che abbiamo qua con noi, il problema è molto sentito e questa è la dimostrazione. Un ringraziamento alle forze dell'ordine che si trovano a presidiare e molto spesso assieme agli operatori del soccorso a dover intervenire purtroppo, ahimè, per questa attività di morte e di sofferenza. Ricordiamo come Regione siamo sul pezzo, da parte mia che vivo anche in questo territorio, sono realmente quotidianamente a sollecitare, a segnalare che questa attività ha bisogno di essere velocizzata il più possibile. Questa attività che tra l'altro è il corridoio 5, quindi è una delle dorsali dell'Europa, è un'autostrada che andrà a unire l'est con l'ovest dell'Europa. E qua non è la questione che si sente magari solo mancano i soldi oppure dobbiamo recuperarli, sì, lo sappiamo, è la prima base per farla, ma serve davvero la presa di coscienza e oggi dobbiamo ringraziare perché la presa di coscienza, ritengo che questo messaggio dia una spallata forte al che lo stato di avanzamento subisca, diciamo, un po' di abbrivio, un po' di accelerata in più. Io mi fermo qua, ringrazio il sindaco Florio Favero che ha organizzato assieme agli altri sindaci questo incontro, questa riunione. Grazie a tutti. Grazie consigliere. Presidente della Camera di Commercio Massimo Zanon. Come a Noventa, anche a Portoruaro, il momento in ricordo di chi in maniera tragica ha lasciato la vita credo sia doveroso, altrettanto di tutto l'interesse che ognuno di noi deve avere, perché i tempi per finire quella che è diventata un'area su cui molti di noi tra l'altro risiedono possa ritornare a non essere nominata per situazioni di tragicità, ma per essere una delle tante realtà importanti in quest'asse che giustamente ci porta verso l'est e che ci porta verso il fulcro dell'Italia che produce. Oggi noi ci fermiamo solamente al ricordo, che è comunque significativo perché dimostra quella sensibilità che normalmente ognuno ha e che non riesce a esprimere in maniera ampia e condivisa come lo stiamo facendo tutti oggi. Però è assolutamente vero che noi dobbiamo da questa occasione imparare a reagire in modo diverso piuttosto che singolarmente, uniti verso gli obiettivi importanti. Questa per noi è una parte della provincia che non è secondaria, ma decisamente è un'area importante come tutte le altre che deve essere sempre ricordata per essere un'area che non può avere differenze di scelte. La scelta di fare questo pezzo per ultimo poteva essere a tavolino una scelta tecnica, oggi va resa assolutamente molto ma molto più breve. La burocrazia deve inventarsi le formule per tagliare i tempi e per evitare che ancora oggi noi veniamo sempre a discutere o a parlare dopo di situazioni che ci mettono in grosso imbarazzo sia da un punto di vista umano sia da un punto di vista di come si deve in qualche modo reagire
quando queste cose comunque colpiscono più nell'immaginazione. Quindi per noi il pensiero alle famiglie, a quelli che hanno perso tutto quello che poteva essere il segno di rimanere al mondo, non è certamente una banalità, ma deve essere in qualche modo lo sforzo per evitare di continuare a parlarne ancora anche in futuro. Grazie Presidente Zanon. Il cantiere non è causa diretta ovviamente degli incidenti gravi e mortali, ma è causa indiretta e proprio per questo dovremmo tutti insieme cercare di diminuire le probabilità e quindi il rischio grave o non grave dell'incidente stradale. Ma proprio per questo lo abbiamo scritto anche al Presidente della Repubblica. I casi gravi e i casi incidenti mortali ce ne sono stati, ormai la media, il trend è un morto ogni 2 settimane. Oggi c'è la commemorazione di queste persone, di queste famiglie coinvolte e adesso una preghiera con il Don Vianney per il ricordo di questi defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Preghiamo, ripetiamo insieme, noi ti preghiamo, ascoltaci. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Tu che hai richiamato i morti alla vita, dona la vita eterna ai nostri fratelli e sorelle morti su questa autostrada. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Consapevoli che i pensieri e le vie del Signore non sono sempre per noi pienamente comprensibili, affidiamo a Dio, Padre della misericordia, i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato la vita su questa autostrada in modo inaspettato e strappati all'affetto dei loro cari. Il germe di vita eterna da loro ricevuto nel battesimo fiorisca ora pienamente nell'amore del Padre che è nei cieli. Quando il Figlio dell'uomo verrà e busserà alla porta, possa trovare ciascuno di noi vigilante nella preghiera, perseveranti nel bene, operosi nella carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.